Questo è il tipo di terreno che abbiamo qui sulle colline friulane, è la Ponca, che è la più alta espressione della viticoltura di collina, il terreno in assoluto più vocato alla produzione di uva da vino, e questo vale non solo per il Friuli ma per tutte le aree vitivinicole del mondo. La particolarità della Ponca è di essere data da un'alternanza di strati di marne e arenarie. La marna è questa roccia più scura, dorata, ed è data da argille pressate. È un terreno un tipo di roccia che si è originata circa 40 milioni di anni fa, mentre questa più chiara è l'arenaria ed è prevalentemente da sabbie che si sono poi ammassate e addensate in maniera tale da dare origine alla roccia. La particolarità dei nostri terreni è che 20-30 cm al di sotto della superficie troviamo già questo tipo di roccia, che man mano disgregandosi produce quello che poi è il terreno agrario, cioè il terreno a disposizione per le radici. Le radici quindi vivono su un terreno estremamente ricco ma anche estremamente sottile come fascia esplorabile. Per questo ricevono dal punto di vista nutrizionale esclusivamente gli elementi che gli consentono di produrre una quantità ridotta di uva, ma di produrla in maniera perfetta e quindi di arrivare a una maturazione perfetta. La particolarità di questo terreno è che man mano che la roccia arriva in superficie penetrano gli agenti atmosferici, l'acqua gela e man mano questa roccia viene disgregata a formare appunto le particelle da cui è costituita, quindi argille e sabbie, che poi sono il terreno a disposizione per l'esplorazione delle radici delle viti.